Agrigento il belvedere a Domenico Modugno? Sì, certo che sì, ma non a danno del mecenate Francesco Sinatra. Ascoltiamo il professor Paolo Cilona, presidente del CEPASA, il Centro di Promozione e Azione Sociale. Ad Agrigento sabato scorso il belvedere in piazza Sinatra è stato intitolato su volontà e iniziativa dell'amministrazione comunale al cantante, già consigliere comunale d'Agrigento Domenico Modugno. Lei, professor Paolo Cilona, presidente del CEPASA, esprime delle riserve. Io non esprimo le riserve sull'iniziativa del Comune di dedicare qualcosa a Domenico Modugno, sia perché è stato consigliere comunale molto impegnato e poi perché è stato una persona impegnata per i problemi riguardanti il nosocomio dell'ospedale psichiatrico. Però dobbiamo dire la verità. Piazza Sinatra è stata intitolata all'insigne studioso, presidente dell'ente provinciale per il turismo, ispettore dei monumenti agrigentini, amico del capitano Alessandro Ardecastre ed altro molto impegnato per Agrigento, al punto di aver donato al comune la Pinacoteca Sinatra. Un mecenate. Un grande mecenate e un grande agrigentino, tanto più che nel 1946 l'amministrazione presieduta dall'allora sindaco, il grande ufficiale Lauricella, convotato dal voto della Giunta e dal Consiglio Comunale, ha dedicato proprio a Francesco Sinatra la piazza. Ora, a vedere la piazza ridotta come superficie per dare spazio alla sagoma di Domenico Modugno è una cosa che io non condivido. Ci voleva dare uno spazio, una via, una piazza a Domenico Modugno, ce ne sono tante soluzioni. Prima fra tutte trovare uno spazio all'interno del nosocomio dell'ex ospedale psichiatrico, che lì sì che è il belvedere che poteva ammirare la valle, il mare e soprattutto poteva dare un significato al suo impegno che ha portato avanti a favore delle povere persone che erano rinchiuse nel nosocomio. Quindi ritengo che il Comune di Agrigento non può fare queste scelte danneggiando l'immagine di un grande agrigentino, però siccome il nostro sindaco, non avendo una storia cittadina agrigentina, non conosce, a mio modo di vedere, quelle che sono le realtà da parte di chi ha espresso qualcosa di buono e di positivo per la stessa città di Agrigento, ritengo che Domenico Modugno, che io l'ho ammirato da consigliere comunale, l'ho ammirato per le sue battaglie, poteva avere altre soluzioni e non questa soluzione di un belvedere ridotto a metà della piazza Sinatra.